Mistero e incertezza avvolgono ancora il tragico omicidio di Roberto Basso, strozzato e colpito più volte alla testa con un oggetto contundente nella sua casa in via Antiche Mura a Jesolo. Le ipotesi sull'accaduto sono molteplici e nessuna pista è esclusa. Gli inquirenti continuano a indagare a tutto campo, esaminando ogni dettaglio e coinvolgendo tutti i possibili attori. I carabinieri in queste ore stanno visionando le telecamere di Piazza Marina. In alcuni frame di una telecamera hanno individuato il tabacchino che usciva dal suo negozio alle 23:50. Sono le ultime immagini che ritraggono l'uomo mentre va a casa. Il giallo persiste mentre le indagini rivelano nuovi dettagli, l'uso della scala da parte di un parente e la presenza di una consistente somma di denaro nelle tasche del 64enne sembrerebbero escludere l'ipotesi di una rapina finita male. L'affetto degli amici e dei commercianti per la vittima è palpabile, altri fiori sono stati posati all'ingresso della tabaccheria, così come quello dimostrato verso i familiari che in questo momento difficile preferiscono rimanere riservati. Il fratello Andrea, circondato dall'affetto dei suoi nipoti, chiuso in casa, preferisce non parlare, così come un altro componente della famiglia. Chi è? Salve, siamo dei giornalisti, è possibile parlare con... Buona giornata. Anche la sorella Francesca preferisce non rilasciare dichiarazioni. Nel frattempo la famiglia di Roberto è al centro dell'attenzione, ma nessuna accusa viene formulata poiché tutto rimane nel campo delle ipotesi. Gli uomini dell'Arma, a diversi componenti della famiglia, hanno sequestrato il telefonino per accertamenti. Non risultano minacce o dissidi, tranne un episodio che vede come protagonista Andrea. Ricordiamo un avvenimento che era successo un po' di tempo fa, era andato un po' in escandescenze nella tabaccheria del povero Roberto, dove aveva rovesciato un po' di carrelli, un po' di oggetti verso la strada. Insomma non sarebbe nuovo a questo tipo di fatti. Era piuttosto aggressivo con il fratello, ma per quale motivo? Quello che si dice qui a Jesolo è che fossero state questioni di eredità o comunque di caratteri differenti. In genere quando succedono questi litigi parte sempre tutto dai soldi. L'autopsia programmata per giovedì potrebbe fornire nuove informazioni cruciali per gettare luce su questo enigma. Restiamo in attesa della conferenza stampa della Procura di Venezia che si spera possa portare chiarezza su questo intricato caso.